E quando arriva, Rino, sotto io sono giù, perché vieni? Gerardo di Donato, là, Mario, come si chiama il? Il professore sta dentro la macchina, sta là. Guarda, una vedetta internazionale. La capite mo? Vado il 27 di settembre e sto fino al 20 ottobre. Qui l'onorevole Giuseppe Cardani è deputato con il professore di Cardoni. Qui c'è la Cirillo Band, Rocco. Questa è la mia delle salsicce. Sì, grazie. Qua. Cos'è? Che ce la ci sono? Posso? Vado? Vai, fa sempre piacere. Fa pure. Io può. Chi è? Sono fatti tovaglioli. Chi? Io? Non vorrei pigliare. Già pareggiato tutte le. Vorrei pigliare il tovagliolo. Ma me dai grande. Ah, vabbè, io mi sono scordato che c'è. Aspetta, fammi mettere sto fotografo, se vai più bene. Sì. Oh, quanto è bello sta scalinata. Oh. Guarda che bello! Che bello! Ti riprendo? Angelo, come va? Beh, io penso che la serata che sta cominciando a ingranare, vero? Con la scalinata illuminata. Fra un po' arriverà più gente, sono convinto. Guarda quanta gente però. E tanto ti occupavo, stai Giuseppe, anche Scusa, è quasi pronta. Come ti chiamo? Tonino. Tonino Antonio. Quindi siccome dice Gargano, un eurodeputato non della Repubblica, Parlamento europeo, non quello viene all'America, dice ma non lo fanno, quelli stai dall'America. Quindi non è cosa non te, perché non mangia nemmeno salsicce, li grippa con una pizza. La fagioli no. Ci pensi tu? Qua ci stanno i salsicce, cotechini. E vai. Allora. No, non da poco, fino che si organizza, Che state Gerardo? A me basta questo numero di persone che stanno qua, se ne vengono le altre, è tutto che è una cosa che pure salsicce, non mi ha mangiato sanno 3 giri di salsicce, non è che ce ne stai uno solo. Però, siccome conosco Vallate e mangiatori vallatesi, Oggi non mi mangiare. Oggi non mi mangiare. Eccoli. Fra di noi, uno sa che dissero, fanno complimenti, non sapeva il significato di purtroppo, e dice abbiamo ospite fra di noi purtroppo, l'europarlamentare, l'onorevole Gargano, perché purtroppo? È di famiglia, nel senso che qui è sempre venuto, ha preso sempre guastetti, e non so dove l'hai trovato, nel quintale lei. onorato, onorevole.
ti vogliono vedere. Eh sì, perché lui roba grazie. È un applauso. Fate un applauso, dai. Ma stai scherzando? Io ho salutato, anche abbondantemente. Manda se si ricorda di Emilio Re. E vedo tutto da qui. Io ho fatto un saluto abbondante. Stai scherzando? Beh, no, ma era, diciamo, anche tifoso, era un sostenitore robusto nella democrazia cristiana, lui, Lucio, oggi tutti proviamo a dire che cosa siamo, è vero, ripeti. Che comincia a dire? No, adesso non sappiamo cosa siamo. E quello è il dramma di tutte le persone che devono subire le badane. Io potrei proporre un applauso per Ciao. Un applauso all'eurodeputato. E applauso a Fiorenza. Alla spontaneità di Fiorenza. Però manca il Ma Luino, dov'è? Dove l'hai portato Luino? mamma mia. Sì. La signora. Lo porto di là, Alfonso. Mi prendi per cortesia questa figlia, me la fai vedere? Che almeno me la dite in posto che non si vede Sono niente. tutte vuote queste. Vito, Ce l'hanno, te le hai avuto? Vigili, tu le hai avuto. che c'è dato quello parlato, Misereno! Pronta! devola mandare. E capo Misereno, capo Non fa Misereno! così che si brutta. In ronda Non fa Misereno! così che si brutta. Dai, botto due! Si brutta. Stiamo perdo €1, ma faccio scandiamo un cappiccio la miccia. Di che attaccherà? Beh, fammi fare un angolo bello qua, va. Ma che io porto la prima scala. Dottore, allora tu stai fuori. Posta molto bella, una bellissima posta. Beh, Cangione è bella, a me piace, vedi che fresco. Solo tu la potevi organizzare. Ma i fratelli non vogliono, io non me ne fotto dei fratelli, scusa il termine, la faccio ogni anno. Bene, mi La veniamo. gente è venuta con lo boss, l'hanno portata a mio padre. Ah, è venuto tuo padre? Non è venuto. No. Quelli vanno accompagnati, quelli si scorrono. Ma tuo padre l'anno scorso c'era tuo padre? 2 anni fa. Tutti qua seduti, mia madre, mia sorella, mia suora, la suocera pure di tua sorella, Rocco, però. vedo qua con la birra a mano, sempre con la birra. Mia cognata qua. Quest'anno Rocco e mia cognata sono partiti ieri e almeno Rocco da Romania. Sì. No, non c'è. Non c'è tu. E dove? Partita? No, dico, No, sta è a lui, casa. sta qua. Vino, Io ho scritto la poesia. via gelato. Qual è così? Non è lei. Sei qua. Dove la poesia? Sei qua. E quindi ce la metti? Andiamo a mettere la parte non c'è casino. Là. Io purtroppo sono dovuto a prendere c'è la birra alla spina. Non ti La birra alla preoccupare, spina. abbiamo già fatto, non ti preoccupare. Ancora c'è sta la birra alla spina, una fiasca di 5 litri, ma non di 5 arrivano 20 pizze. È finito tutto, che già fai? Ma come faccio a regolare? Ma 300 panini, 500 salsicce, un quintale vino, lui non dov'è? E gli è venuto, che va a pigliare la birra, Ci vediamo. Grazie, ci vediamo. Ciao! Chi è? Sì. Allora spegnimi di spiego. 2. Allora, buonasera, qui siamo nel rione di Chiangione, come potete vedere tanta gente. C'è qui l'amico Rino Gerardo Lambocillo che ha dedicato e scritto una poesia all'amico anche Gerardo, il Tanca. presidente del comune Tanca. di Vallata. Prego Rino. Allora, Gerardino, Ha fatto la Alfo, Marie, che fai? Maria. A volte sono grida, oppure sembrano lai, una carriola stride. La spinge Gerardino, avanza dalla piazza, già presto dal mattino e corre come cazza. Lo trovi giù a San Giorgio, con pausa alla fontana. Preciso, un orologio ti chiama da lontano. Orologio carino. Trasporta pacchi e secchi, Sì. Gerardo senza sosta,
aiuta tanto i vecchi e sembra fatto apposta. Netto. Notizie, morti, sposi ed altro ti racconta. Sposo. Lui parla, ti riposi e la carriola smonta. No, mi caschi 5 litri, va là. Ma non, già Riparte come un lampo, 5 alla volta. le voci ancora senti, da casa oppure dal campo ti paiono lamenti. Amen. Mariccio, Fonzino, Fonzino. li chiama uno ad uno, Due. con forza Fonzino. Gerardino, senza Due fratelli. scordare alcuno. No. Il giorno del mercato, sicuro, giovedì, col sole o nevicato, Gerardo è sempre lì. Gerardo. Ti carica la roba, Carica. gli dice dove andare Carica la e frutta. lui che suda e sgobba So. arriva a consegnare. Gerardo. Assilla un po' la gente? La gente, No. la gente. Presto lui si invola. Ti sembra impertinente Gerardo con carriola? E tu, vecchio o tardo, che forza più non hai, senza il buon Gerardo, mi dici Carriola. cosa fai? E qua. E qua. Allora non lo sgridate, Non lui sgridate. certo non disturba e se lo rispettate vi aiuta Aiuto e non vi Gerardo. turba. Come è venuto? Te mi sta parlando capito? qui, perciò la gente No, non la tiene una finita, pace, eh. cazzo no. È finita? E faccio Vado. sentire. Eh sì, mo... Tu mi devi sentire, stare faccio qui, un di domani, ve lo regalo. E fa vabbè. vedere come è venuto. Sì, è venuta benissimo. Ma che mi sta parlando con qui, non parlava per te. Ma io parlavo con qui, che te ne E no, accorgevi. lo dirà così, dai, ci mettimene qua Non senza ti casino. preoccupare, tutto a posto. Rimettila. Vado, Vado, tutto a posto. Sì. Chi è? Ma che volete da me? Ma chi mangia? Qui Ma che manicomio? Ma spiega, ti riprendo. Quello è stanco. Già è tanto che è venuto. Quello è venuto con me, poi veniva l'onorevole, tutto a posto. Oh, ma lo è venuto tutta la vita. Mannaggia le patate. Meno male che getta la manata e mi mettete una parte a pizza. Alla spina, mo vengo. Ora da mezz'ora già c'è. Ma te non ti riprendo perché è inutile che... Ma ci stanno? Fai una cinepresa col Caterina. Lorenzo non ci ha fatto trovare niente, né un panino né niente. Ma chi che sta? Ma come che sono arrivati a salsicci? Caterina, ma che dite? Allora com'è andata la serata? Che dite di sta serata? Insomma... Ma il fuoco è sparato. Mo. La sagrezza, ok scuola. Vediamo. Non ci pigliamo. Vieni qua, tu sei? Vieni qua. Mo se c'è Lucio Mario, già avrei se c'è Lucio Mario, Lucio Mario. Che cazzo? Euro cosa? Qua da la cicce. Se non la sagra banana. Spostatelo per favore. Chi è? Nino posso aspettare 2 giorni, devo passare il prossimo giro? Devo passare il prossimo giro, ci sono 2 No, non si vede bene, un attimo. A ce non lo farei. No, là, non si vede pure. Andiamo alle luci. Chi sono? Che bei, chi sono? Datemi un panino vuoto. No, questo è mio. Che belle ste spighe, mamma mia, come metti in gruppo YouTube per farsi morire la maricata. Gerà, che dici? Fallo tu scorso, Ti dico io che la situazione non va bene. Vabbè. Meglio di così. No, Michele, ti da sta spiga, Michele. Questo è il cucciolo su. È stata lei che mi ha dato una grande mano, un grande aiuto, ha cucinato i trilli, fagioli, vero? Che più? Sugo, peperoni. Pure la gente La da signora fare. però non ha fatto niente, no? Sì. No, lei ha collaborato pure. Grazie. Vi farò Lei è stata la prima. Farò la quello che prima. Io e lei. non lo so, dovete... Non è venuto una sorella.
Fiorella, sei venuta in dunetta, aiutò. Ma non ha sentito mai di Trielli, Fiorella. Caterina, non la veni Caterina. Non è venuta. Nessuna, solo noi abbiamo Grazie lavorato. Non ti a preoccupare. Giordisa per la messa in opera dei trilli fatta a mano a Vallata. Totalo su giù, tanto su giù. Anche di fare la spesa. Le birre sono già finite, mamma mia, che cazzo sono andato? Chi è? Verso l'11, mezzanotte. Allora com'è andata la serata? Bene, bene. Cioè che significa bene? Ma mica ve la cavate col bene. Fammi, va. Grazie Pio per l'aiuto. Ma chi è fatta per il concerto? È venuto lo figlio, chi è? Vai. Allora, com'è andata la serata? Bella? Ma fra un po' sparano dei fuochi all'improvviso, non scandate, State picchiarita, deve essere scandato, non so. Ma quale tieni fuoco? Sì, una batteria. Ma la mole, ragazzi. Sì, ne sono 50 bauli. Andrete, mo. Wow. Posso? Prego. Posso? Certo. Non mi dovete pagare. Mi siete attivati? Ma bicchierini puliti non ce ne sono. Vino poco, se no se ne c'è lavare. Male forza 4 di notte. Mi viene andare un Giovanna, com'è andata la serata? Benissimo. Insomma, che è successo? Mangiato benissimo, c'è stata partecipazione, veramente una serata anche ben riuscita. Quando poi ma lo sai che non mi capita quando ci camminiamo